Rieccoci con gli appuntamenti del mese. Inesorabili e puntuali. A Padova, direttore, vediamo l'esordio di una produzione firmata Teatro Stabile del Veneto. Sì, un'importante produzione che vede coinvolto Alessandro Haber con Alvia Reale per un grande classico del teatro, Morte di un commesso viaggiatore. È il debutto nazionale dello spettacolo, poi lo spettacolo sarà in tournée e lo porteremo anche a Venezia, come vedremo poco dopo. Quindi il 14 e 15 di febbraio Lillo e Greg con Gagman, il loro grande spettacolo di repertorio. Il 16 di febbraio uno spettacolo per famiglie, un classico, Peter Pan. A seguire, appuntamento imperdibile per quanto mi riguarda, Rossio Molina, con un grande spettacolo di flamenco contemporaneo, con musicisti dal vivo in scena, musicisti quasi rock, fanno veramente una commistione di flamenco e di rock, con una grandissima interprete e una delle più importanti danzatrici di flamenco contemporaneo viventi. A seguire, sul palco del Verdi, ma anche sul palco del Goldoni e sul palco del Monaco, il galà dei vincitori del premio nazionale russo di balletto. Quindi un grande galà che realizziamo come ogni anno, da qualche anno a questa parte, in collaborazione con la missione culturale russa di Venezia. Certo, sempre imperdibile per gli appassionati. Per gli appassionati è sempre un appuntamento molto importante. Dal 25 di febbraio al 4 di marzo Savana Padana di Matteo Righetto con la regia di Stefano Scandaletti al Teatro delle Maddalene, e infine La Casanova di Goldoni, la nostra ultima produzione realizzata con la Compagnia Giovani del Teatro Stabile del Veneto, dal 26 di febbraio al 1 di marzo. Parliamo di Treviso. Spostiamoci a Treviso, dove dal 7 al 9 di febbraio avremo un grande titolo del teatro classico, Antigone, in una produzione del Teatro Stabile di Catania con Sebastiano Lo Monaco, in scena affezionato del Teatro del Monaco. Per la stagione concertistica, appuntamento il 12 di febbraio con l'Orchestra di Padova del Veneto, con un programma molto interessante che mette assieme Brahms e Wolfgang Rihm, che è uno dei più importanti compositori contemporanei viventi mondiale. Il 14 di febbraio per la stagione di danza un dittico dedicato a Gershwin e Schubert dalla compagnia di Michele Merola. Dal 21 al 23 di febbraio La Donna Leopardo, Moravia, regia di Michela Cescon, e dal 28 di febbraio al 1 di marzo Teresa Mannino, Consento la terra girare. Ci spostiamo a Venezia. Chiudiamo in Laguna. Venezia apre il mese di febbraio uno spettacolo della stagione di danza, come dicevamo qualche mese fa, una stagione di danza che accosta la danza a discipline diverse. In questo caso Virgilio Sieni sarà in scena assieme a Mimmo Cuticchio e a un pupo siciliano. Sarà una bellissima realizzazione che si intitola Nudità. Lillo e Greg saranno sul palco del Goldoni il 7 e l'8 di febbraio. Il 9 di febbraio un Pinocchio di Marcello Chierenza, spettacolo importante per famiglie. Quindi La morte del commesso viaggiatore con Alessandro Haber dal 13 al 16 febbraio. E quindi un omaggio a Fabrizio De André nel giorno del suo compleanno, Volta alla carta, fatto da musicisti di grande livello della scena italiana, che hanno voluto dedicare un omaggio al grande musicista genovese. Quindi il 20 di febbraio Ennio Marchetto per la stagione Divertiamoci a teatro. Per Carnevale torneremo al Goldoni con La Casanova, con la nostra produzione con la Compagnia Giovani, quindi il galà del premio nazionale russo di balletto il 24 febbraio, che è lunedì grasso, e infine Rossio Molina con Caida del Cielo dal 27 di febbraio al 1 di marzo, chiuderà il mese di febbraio Bisestile al Teatro Goldoni. E Venezia si chiude col flamenco. Bene, ci vediamo per gli appuntamenti di marzo a questo punto. Arrivederci.